questa presenza dei santi, ecco, nel cammino della vita. Sant'Antonio Abate, patrono e protettore degli animali, ci ricorda proprio il segno del religioso nella nostra vita. Ci ricorda che questi animali che ci accompagnano sono creature di Dio. Ecco, credo che questo è il senso anche di questa celebrazione di oggi. È una tradizione antica che è stata ripresa, e questi momenti di fede e di preghiera ci aiutano un po' a vivere proprio nella dimensione spirituale. Io penso che andrebbero moltiplicati questi momenti, perché sono i segni nel cammino del quotidiano che si ricordano la presenza di Dio. Una benedizione agli animali presenti oggi è in fondo un ricordarci la presenza di Dio nella nostra vita, che è, come abbiamo letto nel testo della Bibbia, è il creatore dell'universo, degli animali e di ciascuno di noi. Non siamo nati dal niente, ma siamo nati dal cuore e dalla sapienza di Dio Padre. E i testi che abbiamo ascoltato ci hanno ricordato proprio che siamo nati dal cuore di Dio, noi e anche questi nostri compagni di viaggio che sono gli animali.